Variante nigeriana scoperta nel territorio della URSS 4. Si tratta del primo caso in tutto il Veneto che ha visto coinvolta la URSS del Veneto orientale, dove ad essere contagiata una residente del San Donatese venuta in contatto con un connazionale da poco rientrato dalla Nigeria. È un caso comunque dei primi giorni di febbraio. Si è trattato di un signore nigeriano che prima di partire e rientrare a casa aveva fatto 2 tamponi risultati negativi, ha soggiornato per un mesetto nel suo paese, al rientro aveva un tampone positivo. Abbiamo quindi eseguito un tampone anche alla sua compagna come contatto stretto. Da qui, considerata la maggiore contagiosità e la durata temporale delle varianti, la decisione allargare il tracciamento dei contatti, estendendolo oltre a quelli stretti a quelli occasionali, posti tutti in quarantena, al termine della quale dovranno obbligatoriamente fare tutti un tampone molecolare. Quando c'è il sospetto che ci possa essere una variante, quindi si manda il tampone all'Istituto Zooprofilattico per il tracciamento. Siccome la refertazione del tracciamento non è immediata ma passano parecchi giorni, noi ci comportiamo come se quella persona si fosse contagiata con un virus variante. Mutazione E484K nella proteina spike osservata nella variante sudafricana al pari di quella brasiliana e in fase di studio, per capire se possa causare una riduzione della capacità neutralizzante degli anticorpi, che tradotto significa qual è l'eventuale sua resistenza ai vaccini.